La vicenda di Ponte Vigo d'Arzere, quel signore che aveva un B&B, l'ha affittato a delle persone, in realtà queste persone erano zingari, adesso sono entrati e le l'hanno occupato. Sì, beh, io sono contraria veramente, perché ce ne sono troppi, diciamo, ce ne sono proprio troppi, magari non denunciati, Era tutto regolare, solo che praticamente sì, ha affittato delle persone, queste persone in realtà poi erano zingari e quindi adesso gli stanno occupando la casa. Insomma, Vabbè, beh, ne sappiamo qualcosa di occupazione della casa, esatto, ne sappiamo. Beh, speriamo che qualcosa cambi, va bene? Ma roba da matti, cioè cosa devo pensare, scusa. No dai, come si fa? Cioè la casa non è tua, uno. Entri dentro, tra l'altro dopo aver pagato per un B&B per 4 giorni. 4 giorni te ne appropri così. È come se scelgo quella macchina, la scassino e me la prendo, me la porto via. Cioè, ma scusa, ma che senso ha? No, non era mai successo qua in zona, per questo non avevo mai sentito, ecco, una cosa del genere. Strana, ma bella inventiva anche da un lato, ma per carità. Mi trovi sfavorevole al 1000%, però questione di scelte politiche purtroppo, non di noi cittadini. ecco, insomma, questo signore aveva questo B&B, pensava fossero turisti, invece erano zingari e adesso non vogliono più andarsene. Cosa si potrebbe fare? No, beh, questi B&B devono essere controllati, cosa che non sono controllati. Non sono controllati da nessun punto di vista, né economicamente né niente. Io lavoro in ospedale, c'è gente che sta qua per una settimana, per motivi di salute spende 1.200 euro al mese, alla settimana. Sarà la prima volta, ma non sarà l'ultima purtroppo, e questi B&B fanno discutere, no? Però evidentemente c'è anche molta aggressività tra le persone, anche l'ingiustizia sociale viene combattuta un po' in maniera autonoma e questo non va bene. Non è assolutamente giusto che persone si appropriino delle case altrui. Non mi sembra il caso che occupano delle case di persone senza pagare l'affitto, pagare come fanno le persone normali, insomma, è giusto.